Iso restants des Narcís dai fills di Galad, fill di Machir, fill di Manasse, des Narcís dai fills di Iosef, si faseven in denant e affevelaven in presenza di Mosè e dai prins restants dai fills di Israele. A diseven, il Signore ha ordinato al mio paron di dar la terra in eredità ai fills di Israele, tirante a bruschette. Il mio paron ha anche avuto l'ordine di Dio di dare l'eredità di Zelofcad, nostri frati, agli suoi figli. Se che si maridin con qualche fe di che s'altre tribus da Israeliti, la loro eredità sarà tirata via, d'eredità dai nostri svons, e giuntade all'eredità de tribù la che loro e sono entrate. Così nos ven tirate via d'eredità che nos ha tocchiata a bruschette. Quando che avvegnerà il giubileo per i figli di Israele, l'eredità sarà giuntata a di che tribù che loro sono entrate, e la loro eredità sarà tirata via d'eredità de tribù dai nostri svons. Allora Mosè ordinò ai figli di Israele secondo l'ordine del Signore e disse: la tribù dai figli di Iosef è ragione ben. Quest ha ordinato il Signore a riguardo dei figli di Zelofcad: si maridaranno con cui cavoleranno, a pat che si maridin tu ne gernassie dai tribù di lor vons. Nessuna eredità fra i figli di Israele non varrà di passare di una tribù in un'altra, ma ogni don dai figli di Israele resterà peato all'eredità delle tribù dai suoi vons. Ogni fantate che ha un'eredità d'una tribù dai figli di Israele si mariderà con un calcede di una diernassie de tribù di suo pare, di modo che ogni don dai figli di Israele arresti paron d'eredità dai suoi vons, e nessuna eredità non passa di una tribù in un'altra. Ogni donna des tribus dai figli di Israele resterà peata alla sua eredità. Gli figli di Zelofcad a faseren secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè: Macle, Tirze, Ogle, Milche e Noe, gli figli di Zelofcad, a maridaren i figli dai loro barbes, de par dal pare. Si maridaren tes diernassis dai figli di Manasse, figlio di Iosef, e la loro eredità è restata de tribù de diernassie di loro pare. Questi sono gli ordini e gli leggi che il Signore ordè ai figli di Israele, mediante Mosè, tes pustotes di Moab, donde il Giordano di Jerico.